Vieni qua un attimo. Non posso. Sì, questo l'ho messo, vero? Uno di questi. Uno di questo no, lo mettiamo subito. Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo con Mercio, sono Marta Artico e siamo qui con Maestrimia. Ringrazio i miei fratelli trevisani che ci ospitano e oggi qui con me c'è Andrea Mello, giusto? Esatto. Che assieme al collega che oggi non può essere qui, Piero La Sala, ha aperto un nuovo bistrò, cioè proprio da qualche giorno, che si chiama Peperoncino Bistrò e l'ha aperto in via Verdi 95, dove una zona insomma proprio davanti a Villa Querini, di fronte a Villa Querini, una zona insomma che in questo periodo era un po' triste e che grazie a lui si sta Gli cercando. abbiamo dato un po' di luce, anche letteralmente. In tutti i sensi. Allora intanto raccontaci qualcosa, quando avete aperto? Allora abbiamo aperto, oggi è una settimana, quindi esattamente una settimana di apertura dell'attività e abbiamo lavorato a questo progetto per oltre 1 anno e mezzo e volevamo creare un concept nuovo in cui le persone potessero venire a mangiare ma anche a prendere un calice di vino piuttosto a fare una buona colazione la mattina, rimanendo e concentrandoci sulla centralità dell'italianità del prodotto. Allora intanto ti chiedo questa cosa, allora tu hai cambiato vita a 45 anni, hai deciso di fare tutt'altro lavoro perché lui lavorava per l'Avis, giusto? Sì, una multinazionale del noleggio, sì. E anche il collega La Sala, se non erro, Sì, che è simpaticissimo comunque. Sì. Quindi erano soci più o meno, Sì. facevano lo stesso lavoro Esatto. e poi hanno detto alle rispettive famiglie e guardate che noi dal settore dell'auto più o meno passiamo alla pizza. Praticamente sì. Praticamente sì. Che era stufo, giusto? Sì, allora erano ormai 4 anni che pensavamo a questo progetto e due anni, gli ultimi 2 anni l'abbiamo preparato, quindi diciamo le famiglie erano preparate in parte a Non questa era un idea. salto nel vuoto. No, Però era un sogno comunque. era un sogno, era un'esigenza personale anche di fare qualcosa in cui credevamo fortemente. Noi già vedevamo il progetto arrivare da lontano. Perché tu mi hai detto io ero stufo di svegliarmi al mattino e fare qualcosa che non mi piaceva, che non mi divertiva più. E ora mi sveglio volentieri. Sai quanti lo pensano e non lo fanno per tutta la vita? Ci vuole coraggio, ci vogliono le circostanze giuste, devi trovare il momento, devi trovare il giusto socio con cui fare certe cose. Io e Piero, io l'ho trovato, credo anche per Piero sia lo stesso sicuramente. E quindi una serie Però vi di siete preparati? Ci siamo preparati, comunque abbiamo fatto formazioni importanti, siamo andati da persone diciamo che sono a livello alto nel campo della pizza in teglia alla romana, perché noi facciamo pizza in teglia alla romana, quindi abbiamo lavorato su prodotti a lunghissima lievitazione, 36-48 ore, quindi viene un impasto, l'abbiamo visto. Ci spieghi la differenza? Così proprio in due... Allora, la differenza è la pizza in teglia alla romana, prima di tutto nasce a Roma, come si può evincere dal nome, non è la classica pizza tonda, va nella teglia rettangolare, è una pizza che si presta molto ad essere articolata su quello che sono i gusti con cui la puoi completare, perché comunque hai la possibilità di fare diversi topping e inventare anche cose nuove di volta in volta sfruttando i prodotti di stagione. L'impasto è un impasto che viene soffice e croccante al tempo stesso e quindi dà la possibilità di essere utilizzato nell'arco della giornata anche dall'acquirente che lo prende per asporto, lo può rigenerare, riscaldare anche ore successive a quando l'ha portato a casa e quindi non c'è quell'esigenza poi di doverla mangiare subito, se no una pizza fredda. Comunque io l'ho assaggiata. Com'era? Squisita. Grazie. Con i friarielli. Friarielli, salsicce e friarielli. Ecco. Allora, voi per adesso fate pizza, però poi... Allora, noi partiamo la mattina alle 8 con le colazioni, quindi abbiamo un forno veneziano che ci porta tutte le mattine croissant freschi, fatti solo con sfoglia al burro. Abbiamo pizza, facciamo del nostro pane, facciamo il pan della sera, quindi tutti i pomeriggi tra le 5 e le 6 sforniamo pane. Per il lavoratore che torna a casa... il pan della sera, sì. Cioè praticamente se si va da lui, il pane non è quello del mattino, ma viene sfornato, è un po' come il giornale che si faceva una volta la sera, no? Al pomeriggio c'erano 2 edizioni. Esatto. Da lui si va e si mangia il pane. Il pane per chi torna a casa dal lavoro e trova il pane freschissimo perché è appena fatto.
Vedi. E poi inseriremo a brevissimo anche piccola gastronomia italiana, quindi ci sarà possibilità di consumare il locco, portar via. Timballo, parmigiano di melanzane, pasticcio veneto, verdure grigliate. Un po' di tutto, perché come avete sentito ovviamente lui è venezianissimo. Venezianissimo. No, sono napoletano, vivo qui in Veneto felicemente da 21, quasi 22 anni. E il collega è calabrese. Il collega è calabrese, ma anche lui vive qui da tanti anni. Però ecco, l'altra cosa che si voleva un po' dire è che io sono passata ieri sera, cioè intanto questo bistrò è bellissimo, è fatto tutto, l'hanno fatto loro. Allora, abbiamo fatto tutto in legno riciclato, nel senso che la nostra attività cerca di essere, dove è possibile, impatto zero dal punto di vista ambientale, perché tutto il legno dell'arredamento sono ex bancali. C'è un artigiano di Mestre Dodo che ringrazio, che ci ha aiutato e ci ha realizzato questo lavoro bellissimo che ha fatto, e quindi cerchiamo di mantenere un aspetto anche green, anche su quello che è il vettovagliamento per il takeaway piuttosto che per mangiare lì. Abbiamo solo carta e compostabile. È come un po' nelle grandi capitali dove si cerca, e comunque lui ha fatto le aiuole, abbiamo messo un po' di verde, abbiamo cercato di dare, diciamo, quell'angolo di strada meritava maggior visibilità. E nonostante la crisi energetica lasciano le luci accese. E lasciamo le luci accese tutta la notte, sì. E questo voglio dire, insomma... È importante, il marciapiede non è poca cosa, no? Così è abitabile. Ascolta, come ti sei trovato? Come vedi questa zona? Quando sei arrivato cosa era chiusa? Allora, il locale era chiuso da circa 2 anni, credo, lo avevamo visto, avevamo avuto anche difficoltà all'inizio a capire con chi metterci in contatto per poterlo prendere in locazione. Non c'era un'affittasi, quindi ci abbiamo guardato per un bel po' di tempo, abbiamo analizzato la zona, finalmente siamo riusciti a metterci in contatto. È una zona che ci piace, un punto nevralgico di Mestre, c'è una gran passeggiata pedonale, ci siamo resi conto anche che il quartiere probabilmente bisognava di un punto di riferimento, sì. Dalla mattina caffè croissant, l'aperitivo, lo spritz la sera. Siamo aperti una settimana, però vedo già abbiamo degli abitué, quindi clienti che vengono tutti i giorni, ormai hanno il loro tavolo. E ho visto ieri sera che... Sappiamo già dove si siedono e cosa chiederanno, e questo ci fa piacere che dopo una settimana... Poi voi che fate aperitivo, oltre che pranzo, insomma... Sì, noi facciamo l'aperitivo, cerchiamo di differenziarci, non diamo le solite patatine, che basta aprire una busta e versare, diamo degli assaggini delle nostre pizze, piuttosto ieri abbiamo fatto degli assaggini con il pane appena sfornato e del crudo appena affettato, quindi si può fare un cicchetto un po' diverso, diciamo, senza ricadere. E poi c'è un'altra cosa bellissima, perché voglio dire, insomma, tutti sanno che il caffè a Napoli è una cosa diversa, no? E allora ieri loro mi hanno mostrato questa cosa bellissima, perché la loro macchina del caffè... È una macchina a leva. È una macchina a leva. È la macchina come... per il caffè come l'ho fatto a Napoli. E dovevate vedere con che perizia mi ha fatto questo caffè. Allora, il caffè è stato un momento importante, la decisione sul caffè è stato un momento importante. Abbiamo contattato 7 torrefazioni, ne abbiamo visitate... 7 torrefazioni? Sì, ne abbiamo visitate 4-5 e poi abbiamo trovato comunque, diciamo, questo fornitore Santa Cruz, che è di Ponte Cagnano, e con un titolare molto attento al prodotto, Massimo Sileo, che ringrazio per tutta la collaborazione che ci ha dato anche nella fase. E lui è venuto e finché il caffè non era... Lui è venuto il tecnico per l'installazione ed è venuto il titolare da Salerno, è stato fin mezzanotte con noi finché la macchina non era settata come lui era, cose che qui non si come usano. lui voleva. Non so, però il risultato finale allora, io è ieri sera non l'ho bevuto onestamente. per il semplice fatto che se bevo il caffè vengo qua, diciamo, che non l'abbiamo solo odorato. Però l'ho odorato ed era incredibilmente buono, e poi ho visto loro, insomma, come ci tengono a fare questo caffè. Il caffè è importante. Ma è diverso il caffè, La c'è poco da mattina fare. inizia con un caffè, quindi deve iniziare bene. Chiunque vada giù sa che il caffè... Noi siamo convinti di essere riusciti a portare il caffè. Non so se la regia è d'accordo, però è un caffè diverso, lo bevi e un'altra cosa. Vabbè, quindi insomma, intanto proveremo. Poi, allora, la zona, insomma, allora, non ci nascondiamo, quell'area lì è un po' difficile ed è stata un po' difficile per un certo periodo perché ci sono i giardinetti vicini,
perché anche Villa Querini insomma aveva avuto, perché qualche locale ha chiuso. Trascorso, sì. Però adesso insomma si sta È rivitalizzando una perché zona che si sta in Via Piave ha rivitalizzando. aperto il Grand Central, Esatto, il il Grand Grand Central in Via 2. Piave, la pasticceria che c'è su Via Circonvallazione si è spostata di 2 vetrine e ha rinnovato, ha fatto anche un bel locale, Villa Querina hanno ristrutturata, tra un poco torna operativa, i giardinetti sono vivibilissimi ora e quindi, come ti dicevo, il bello può scacciare il brutto, nel senso che la luce, la presenza delle persone, qualcosa di fatto carino, può ampliare l'area di bellezza di una città piuttosto che retrocedere. Esatto, quindi voi ci credete insomma? Noi abbiamo puntato tanto anche sul rivalorizzare quell'angolo di Mestre, abbiamo lavorato anche sul Poi farete un po' di marciapiede, musica magari. Vabbè, abbiamo già quella musica di sottofondo, così un po' di jazz nel bistrò e qualche volta faremo anche qualche Gli arriva il evento jazz del musicale. bistro. Qualche volta faremo anche qualche evento musicale con qualche band o qualche duo dal vivo. Comunque insomma, se voi passate di sera adesso vedete questa specie di oasi illuminata dove c'è gente seduta che mangia questa pizza di tutti i tipi ed è una bella cosa insomma. E beve un buon vino, un buon spritz. E bevono un buono spritz. Spritz classico, spritz... Allora, spritz classico inevitabilmente, poi abbiamo una nostra specialità che è l'Apertas, che è un aperitivo napoletano che... Spiegaci che cos'è? Aperol Tassoni. Ah, È un classico dell'aperitivo a Napoli, molto fresco, per le giornate È buono? calde, è molto buono. È molto Si beve buono, liscio molto- o... Si beve liscio di solito, si beve liscio, però accompagnato con qualche oliva, una focaccina, è veramente buono. Adesso magari è un po' presto, però sostanzialmente... Magari un po' più tardi, sì. Sta venendo voglia. E poi, vabbè, sappiamo che nell'ex Creperi vicino arriverà un nuovo locale, forse riaprirà l'ex Mandrillo. Ci sono Sì. voci che insomma... C'è sì, mi fermento. guardano lì, beh, pare di sì, adesso non possiamo dirvi tutto, C'è però fermento, pare di sì, pare di sì. c'è fermento. E, com'è il vicinato? Hai fatto È amicizia? il vicinato, allora, sia popolazione che commercianti sono contenti, anche loro avevano necessità di un punto di riferimento e ho trovato onestamente tanta cordialità nei nostri confronti, ci venivano a ringraziare anche mentre facevamo i lavori, quindi abbiamo avuto 2 o 3 mesi di lavoro in corso per rifare tutto il locale, le persone comunque sono venute a ringraziarci, a chiedere. Sì, anche perché lì c'era un po' di... insomma, Sì, cioè, diciamo che il locale, essendo stato abbandonato per 2 anni e mezzo, buio, con questi scalini che si prestavano ad essere utilizzati come sedute, nel tempo Abbiamo c'è stato, capito. stato un po' di bivacco, ecco, un po' di bivacco, che vabbè. però si è interrotto, diciamo, con l'inizio poi dei lavori, con Quindi l'accensione voi delle diciamo che luci. siete un po' un punto di riferimento, cioè, almeno vi candidate ad essere un po'... un punto di riferimento, una boa per il quartiere. Ecco, però voi non avete cambiato idea con il Covid, diciamo, la vostra idea era partita prima. Sì, si è rafforzata con il Covid. Si è rafforzata stando con a il casa, Covid, anche perché sempre di più nasce la necessità, che in Italia forse è stata sempre poco sfruttata, di avere un dehors abitabile, Sì. dove uno dal caffè alla colazione, allo spritz, a una cena, a un pranzo, può vivere all'aperto. Può vivere In Italia, bene. rispetto a tanti paesi del nord Europa, in Italia paradossalmente, nonostante il clima è favorevole, non vero? abbiamo mai puntato, invece noi avevamo questa idea, quindi il Covid, il lockdown, le restrizioni ci hanno Anche in spinto questo ancora caso. di più a creare una situazione di bistrò. E visto, guarda, tutti quelli che più o meno sono passati per di qua alla fine hanno detto sostanzialmente la stessa cosa, che insomma il Covid, nel bene o nel male, ha innescato qualche meccanismo che ha fatto Inevitabilmente, cambiare inevitabilmente. un po' idea, un po' alla popolazione. Ecco, guarda, solo una cosa che ovviamente voi avete investito del vostro, perché avevate magari anche la possibilità e ci credevate. Com'è cioè, gli affitti è potabile, tra Gli virgolette? affitti non sono ancora potabilissimi per citarti, però... Rimanendo nel campo semantico culinario. Esatto, però diciamo, in rapporto ai tanti locali Sì. vuoti che ci sono, diciamo, trovi un punto di equilibrio, noi abbiamo degli spazi generosi anche dietro Sì. per il laboratorio, quindi siamo contenti. Perché è un problema non da poco quello, no? Cioè, tu L'affitto a Mestre non è economico sicuramente, i locali vuoti sono tanti, quindi diciamo il famoso effetto di incontro tra curva della domanda e curva dell'offerta ancora non si è generato, quindi
C'è una rottura, l'offerta e la domanda ancora non si incontrano nel punto in cui dovrebbero incontrarsi, però devi scegliere di fare attività, di fare business, quindi trovi il locale giusto, il locale è quello giusto, trovi le persone giuste. Bisogna buttarsi, insomma, provare. Abbiamo trovato con noi lavorano due ragazzi di Mestre, Giovanni e Lorenzo. Ecco, allora, loro sono uno napoletano, uno calabrese, e però... due ragazzi mestrini doc, due ragazzi eccezionali che ringrazio pubblicamente, sono contento che siano in squadra con noi, anche perché è bello vedere dei ragazzi così giovani, che sono giovanissimi, hanno 20 anni, 22 anni, che lavorano bene, che lavorano duro, che lavorano in armonia, in allegria, che si sentono parte del progetto, e sono anche onorato di averli con me, perché veramente credo di essere stato fortunato aver trovato quanto di meglio si poteva trovare nella gioventù mestrina, quindi ci tenevo a ringraziarli. Allora, ascolta, una cosa, dove ti troviamo? Anche su Instagram? Ci trovate su Instagram e su Facebook. Facebook, Peperoncino Bistrò. Peperoncino Bistrò, sì. Peperoncino Bistrò. E su Instagram? Uguale. Anche Peperoncino Venezia. Anche Peperoncino Venezia. Dopodiché su Google naturalmente. Su Google li trovate. Vediamo se c'è anche qualcuno che ci ha fatto qualcosa. Vabbè, insomma, qui faremo anche a breve, insomma, una festicciola e pertanto vi invitiamo. Volentieri. Così insomma porterete un po' di pizza, la faremo assaggiare ai nostri ospiti. Andate in via Verdi, civico 95 da Peperoncino Bistrò, oppure portate qualcosa a casa. Esatto, vi aspettiamo. E io vi saluto, probabilmente ci vedremo tra qualche sabato. Grazie Andrea Anello e salutiamo anche il collega La Sala. Ciao Piero. E ovviamente ringraziamo i fratelli Trevisan. Arrivederci.